Ciao, io sono Francesco, ho 24 anni, sono molto giovane per fare stand-up comedy, quindi questo ovviamente comporta delle differenze tra me e gli altri comici. Ad esempio, io posso ancora fare uno spettacolo vestito così e non dare l'impressione che mi sia reso nella vita. Attenzione, non mi fraintendete. Anche io, come tutti gli altri, sono depresso e non ho nessuna persona nella mia vita, ma tecnicamente ho ancora la possibilità di cambiare le cose. Sono di Reggio Calabria, ma vivo da qualche anno a Milano. Tra l'altro a Milano vivo nella zona di Piazzale Loreto e proprio lì, qualche mese fa, nel giro di pochi giorni, un uomo è stato ucciso e un altro è stato gambizzato. Quindi è bello sentirsi a casa. Grazie Milano della tua ospitalità. Sono di Reggio Calabria, per questo viaggio molto, per le vacanze scendo, ho preso diversi aerei e questo ovviamente comporta delle cose perché viaggiare in aereo è molto stressante, molta ansia, già dai controlli, passare sotto il metal detector non vi mette ansia, madonna, se suona, cioè se mi beccano, che ti devono beccare. L'ultima volta ha suonato, passo sotto il metal detector, ho l'impulso di scappare, ma mi si para davanti questo mone che senza dire nulla comincia subito a tastarmi. Normalmente gli avrei detto, oh, ma è così difficile trovare un uomo che prenda l'iniziativa. Poi, dopo i controlli, si sale sull'aereo, sperando che non ti capiti il posto in mezzo, ancor peggio se tra due uomini, perché hanno questa abitudine di stare con queste gambe aperte, che manco per Parisi, che se non schiaffano tutti in avanti, non sono virili, e tu stai lì tutto costretto così, come una liceale giapponese. Ti mancano solo i codini, i libri e la vagina pixellata. Poi comincia a parlare il pilota, se la tirano sempre, fanno tutta questa voce profonda, mai uno una voce normale, buongiorno, mai sempre ciao, ciao. Cioè, che a me viene da dire, oh pilota, abbassa la cresta. Anche perché, come mi insegnano i film americani, a me basta uno dalla torre di controllo che mi sappia dire cosa fare e io posso fare il tuo intero lavoro e in più essere un eroe, che è una cosa da non sottovalutare. Poi comincia tutta questa serie di discorsi come se volesse attaccare il bottone, parla del tempo. Cioè, Benvenuti su questo volo per Milano Linate, dove la temperatura è di 2 gradi centigradi. ma no, fa freddo. Non è tanto il freddo, è l'umidità. Cioè, cosa vuol dire? Poi, quando il volo è in ritardo, ci scusiamo per il ritardo, recupereremo in volo. Cioè, se puoi fare la stessa tratta in meno tempo, perché non la fai ogni volta? Cioè, di solito fai il giro largo, passi un attimo da casa tua per vedere se hai spento le luci in balcone, rallenti per guardare il culo alle papere, non lo so. Poi, dopo, quando atterra l'aereo, si passa al nastro dei bagagli, che è uno scenario apocalittico soprattutto per le donne. Perché dovete sapere che nella scala emozionale delle donne, la nascita di un figlio e vedere il proprio bagaglio sul nastro occupano la stessa posizione. Identica. Questo nastro che a me ricorda tanto un all you can eat, perché c'è il nastro, e in più tutti hanno questa faccia, che all'all you can eat è, ma che ho ordinato io? E lì è, ma di che colore era la mia valigia? Poi può essere che la tua valigia non arrivi, a me è successo l'ultima volta, è una tragedia, anche perché non è che ci sono tantissimi voli a Reggio Calabria, quindi ho dovuto chiamare giù per vedere se eri in aeroporto, anche perché noi, non so se ci sono altri terroni in sala, abbiamo questa tradizione di riempire queste valigie di cibo per assicurarci che la spesa non la dovremo mai più fare nella vita. Quindi chiamo giù, chiamo mia madre per darle il codice per andare in aeroporto. Mi risponde, guarda, no, sto cucinando dal tuo nonno. Ora, mio nonno è una persona fantastica, secondo me viene dalla migliore delle generazioni, è sopravvissuto al vaiolo, è sopravvissuto alla seconda guerra mondiale, è sopravvissuto all'olio di palma, al glutine, è una persona meravigliosa, però ha finito la scuola dopo la terza elementare. Probabilmente non la persona più adatta a un dettato. Fatto sta che questo dettato stava anche procedendo abbastanza bene. 0, sì, 2, sì, 4, sì, Y. Silenzio. Y. Ah! Nonno Y, da dove sei? Da che telefono sei? Sono al telefono in salone. Perfetto. Allora sei accanto al computer. Sì. Guarda, nella tastiera è la lettera tra la T e la U. Ah, la fionda! Perfetto, sì, è la fionda. Grazie.